Andy Fruits. Lo sapevi che per furlan, per di là che si è a sta, esisti 3 maniere. Sì, 3 maniere. Io dilli insieme. Come che us dicevi, per furlan esistono 3 maniere per di là che si vive. La prima maniera è io o soi a sta a Pasian di Prat. E tu? Dove sei tu a sta? La seconda maniera è io o viv a Pasian di Prat. E tu? Dove la vivi tu? La terza maniera è di dove sei tu? O soi di Pasian di Prat. E tu? Ma dove sei tu a sta con precisione? In tune vie o in tune place? Io, per esempio, o soi a sta in via Rome. E tu? O soi a sta in tune vie parzore di un studio fotografico. Davanti di una cartoleria. Davanti di una estetista. A spas di una biblioteca. A 50 metri dal municipio, lì che le lavora il sindaco, per capirsi. Dal parco comunale. Donde des scuolis primaris, ma anche donde di una scuola di infanzia.
come provi tu? Se sto sta, per esempio, d'oglie, oppure davanti, o a mandrete, o a manciampe, o parzore, o magari sotto di un bar. O no, magari o se sta d'ogni eglise dal paese. Oppure a mandrete di une scalettarie lì che fanno tanti dolci. O perché no? Magari a manciampe di une botteghe dal pan, che si può anche chiamare for, o a manciampe di un pancor. Faset mal savè. Adesso capite la lezione, fruz. Per Furlan esistono 3 maniere per dire dove che si è sta. Io o so sta a Pasian di Prato. Oppure io o vivo a Pasian di Prato. Oppure io o so di Pasian di Prato. Clar che altri su questi doprai il vostro paese o la vostra città. Poi dopo o potete dare tutte le indicazioni che volete, come per esempio davanti di un'iglesia, daur di un parco, o a drette, o a ciampe di un pancor, di una spezieria, oppure a 50 metri dal municipio, o a pochi passi de place. Provate come altri e visai di tornare a là i miei video su Mestre Daria Miani. Mettete un mi piace sotto di questo video e si vi alla prossima lezione. Mandi!